13. Oggi mi sveglio presto, il primo stimolo è di fare un testo, ma ancora non comprendo se sogno o son desto. Accendo la moka, almeno avrò un piccolo piacere in questa mattinata che mi pare alquanto vuota. Esco tanto per fare o forse tanto per farla, mi tocca acquistarla l'ispirazione che mi manca. Passo di fronte alla banca, magari potrei scrivere un pezzo su come rapinarla. Ma vaffanculo, ogni mia idea non va bene, ci manca solo che entro in paranoia per i miei dischi in cantiere. Se ripenso a quelle sere fatte tra il fumare e il bere, non ricordo ciò che è successo dopo il sesto bicchiere. Sono vecchie maniere, lo show dell'MC ti presento, lo stile stai sicuro non lo perdo, pure se in ciò che ho detto non ci trovo l'argomento. E l'argomento qual è l'argomento? E l'argomento? Tu lo sai l'argomento? Merda Freddy, scusami l'ho perso. E adesso? Forse è l'inizio di un altro complesso, forse non caghi il cazzo e ci pompi lo stesso. E l'argomento? Tu lo sai l'argomento? Merda Freddy, scusami l'ho perso. E adesso? Forse è l'inizio di un altro complesso, forse non caghi il cazzo e pompi 13 lo stesso. Mi costringo nello studio del lessico più complesso, mi creo un accesso per l'ingresso in questo testo complesso da rapper che si aspetta la cosiddetta merda ma rispecchia la sua scelta precedente. Gente, la mia è una proposta indecente, ora sono come un delinquente con un colpo in mente. Assente dalle vostre teste preferisco darmi per estinto, affidando questa penna a questo istinto. Dipingo sopra il muro il nome meno crudo del vostro muso, ma con la giusta fotta per mandarvi a fare in culo. Chiediti il perché, a me non me ne fotte, prendendo ispirazione dal gioco che fa la sorte. Siete tutte troie, volete questo cazzo perfetto, io sono pronto a soddisfare queste voglie. Filtro 13, l'hai capito l'argomento?